Bentornati a Verona Economia, chiudiamo la puntata di oggi parlando di un'iniziativa di solidarietà messa in campo da AIS Veneto, l'associazione italiana sommelier, ovviamente regionale, che come possiamo vedere dal sito Verona Economia ha donato 5.000 euro per la ricostruzione dopo la tempesta Vaia alla protezione civile di Belluno. In particolare rientra anche Verona per l'originale cavatappi che vediamo qui nella foto, che è stato appunto messo in vendita e il cui ricavato è stato donato alla protezione civile. Ebbene, questo utensile l'ha creato Claudio Burato, chef e progettista di strumenti all'avanguardia per la cucina, e qui lo vediamo appunto in una foto, e questa invece è l'immagine che mostra la protezione civile, il sindaco e il presidente di AIS Veneto Marco Aldegheri, qui sulla destra, nella parte destra dell'assegno, che abbiamo stasera in collegamento con noi. Benvenuto presidente. Grazie a voi e un saluto ai vostri ascoltatori, naturalmente. Allora, una bella iniziativa che coniuga economia, che coniuga solidarietà e ovviamente anche un bel gesto, vista la drammaticità di quella tempesta, di quel Vaia che ha veramente messo sottosopra un intero territorio. È un'iniziativa che parte parecchio lontano, insomma, sapete tutti che quel disastro della tempesta risale ormai a 2018 addirittura. 4 anni fa E, quasi, ecco, sì. quindi sembra ieri, eppure sono già passati 4 anni. Quindi riuscire a chiudere l'idea originaria che c'è dietro questo progetto dopo così tanti anni ci dà una ulteriore grande soddisfazione. Non nascondo che anche noi, a cavallo di tutti i disastri legati all'epidemia, abbiamo faticato un po' per chiudere il cerchio, però a forza dei dai siamo riusciti, come dire, a arrivare al dunque, perché lo scopo principale era quello di staccare un assegno solidale, insomma, e con piacere siamo riusciti, come dire, a farlo ricadere concretamente sul territorio, nelle mani di chi in quel territorio ha operato e si è sporcato mani, piedi, forse qualcosa di più, per riuscire a dare una mano in quel momento molto particolare. AIS Veneto si occupa principalmente di formazione, è un po' il nostro fiore all'occhiello, legato alla formazione del vino e della degustazione, ma proprio perché siamo associazione senza fini di lucro, fortemente, avidamente legati a questa idea, non disdegniamo durante alcuni periodi dell'anno di dedicarci anche ad attività di tipo solidale. In quell'occasione nacque questa idea, insomma, l'idea di poter unire con il nostro stile, con le cose che sappiamo fare bene, e nel mondo del vino ci muoviamo giustamente a nostro agio. Abbiamo cercato di pensare quale potesse essere la strada per unire utile e dilettevole, ma anche in questo caso solidale. Giochiamo spesso e volentieri su questa parola eno solidale perché ci lega un po' a questo mondo. Abbiamo pensato con lo strumento che abbiamo nelle nostre mani, chi fa attività professionale parecchie ore al giorno, ma anche nelle mani di chi utilizza un cavatappi come strumento di diletto per aprire un'amata bottiglia, ad esempio. E abbiamo cercato, come dire, di sfruttare la creatività di un professionista, Claudio Burato, che avete ricordato poc'anzi, che da diverso tempo è noto, come dire, per impegnare il suo genio, la sua creatività in diversi strumenti che vengono dal mondo degli accessori. È un'idea rivoluzionaria, a vederlo adesso fatto sembra tutto facile, in realtà bravo Claudio Burato, come dire, a metterci ingegno e legare questa sua creatività a una coltelleria storica, la coltelleria Farfalli, una storica coltelleria in quel di Maniago, che ci ha aiutato poi a dare forma a questo progetto. Dove sta la creatività di questa operazione? Tutti i cavatappi, tutte le coltellerie di questo mondo in questi ultimi decenni hanno cercato di lavorare su vari formati della leva. Claudio Burato ha ribaltato totalmente Mm. l'approccio, immaginando che potesse essere possibile rivedere questo oggetto lavorando sul punto di attacco del verme, di quella spirale Mm, che poi noi, come tutti conosciamo, avvitiamo nel certo. sughero. Questo consente con una sola leva poi di poter trasformare questo oggetto. Il mondo è tormentato dal cosiddetto modello spagnolo, la classica doppia leva. In questo modello, dove c'è tutta la creatività italiana, mi piace ricordarlo, quindi un modello tutto italiano con una coltelleria italiana, riusciamo con una sola tirata ad estrarre il sughero senza dover cambiare posizione. Quindi un'operazione semplicissima che può fare anche mia suocera, vuol dire, anche mia mamma potrebbe aprire comodamente il sughero senza rischiare di romperlo, perché il difetto dei cavatappi doppia leva è, Certo. se non abbiamo una buona mano, è di piegare il verme nel cavatappi o addirittura di rompere il sughero. Chiudo con un altro interessante aspetto
che completa quest'opera, non potevamo disdegnare, come dire, anche un packaging molto curato. La custodia di questo cavatappi è gestita da un'azienda di Montagnana, provincia di Padova, si chiama Okinawa Operation, che è molto legata alla produzione di materiali di ogni genere. Sembra strano, ma insomma la custodia è fatta con materiale di cellulosa che viene da foreste certificate, quindi un prodotto solidale ma anche sostenibile fino in fondo. Non è la prima iniziativa solidale che AIS Veneto mette in campo, perché ricordiamo Alba Vite che da più di 10 anni raccoglie fondi in favore di una onlus, quindi non siete nuovi a questo tipo ecco, iniziative proprio. Sì, direi di sì. Allora, l'iniziativa del Cavatappi è finita questo scorso fine settimana quando abbiamo consegnato l'assegno. Io ricordo in ogni caso che il Cavatappi rimane disponibile sul nostro store, store.it, dove fra l'altro trovate anche una versione personalizzabile. Se uno vuole regalare un bel Cavatappi, un oggetto di design e personalizzarlo con una dedica o con un nome, lo può fare liberamente. Ma proprio perché c'è il Cavatappi mi piace sentirlo ricordare dal nostro conduttore. Insomma, noi siamo anche molto legati da più di 10 anni a un'iniziativa che si chiama Alba Vite. Non facciamo altro che confezionare in formato magno, in un formato importante, un'importante eccellenza del territorio veneto. E quest'anno, all'11ª edizione, abbiamo confezionato un grande bianco della provincia di Venezia, che è ancora acquistabile e ovviamente pronto per essere aperto magari con il Cavatappi Vaia. Insomma, coniugate la formazione, la tradizione chiaramente legata al mondo del vino con la solidarietà. Meglio di così, Presidente, insomma, non si può fare. Insomma, grazie per averci ricordato l'iniziativa che avete fatto nei confronti della protezione civile di Belluno, coinvolgendo appunto uno chef veronese, Claudio Burato, che ha disegnato il cavatappi che è stato oggetto della vostra raccolta e che appunto si trova come titolare dell'hotel del Durello, Osteria del Durello, non l'hotel di Montecchia di Crosara a Verona, quindi siamo nell'est veronese. Senta, questi sommelier proseguono, ci sono, vanno avanti, cresce il movimento? Ci sono molti appassionati anche. Sì, il Veneto fra l'altro non si fa mancare nulla neanche da questo punto di vista. La realtà di Ice Veneto è una realtà parecchio corposa, insomma sfioriamo tranquillamente, anzi abbiamo superato abbondantemente i 4.000 soci in tutto il Veneto, figli ovviamente di un territorio che è intriso di vino, di storia e di cultura del vino. Stiamo ripartendo proprio in questi giorni con le attività della formazione, per cui in tutte le province del Veneto è possibile, come dire, consultare i corsi che a partire dal primo livello vengono proposti ad appassionati piuttosto che ai professionisti e che sono disponibili e consultabili sulla nostra pagina web www.iceveneto.it. Grazie Presidente, ci sarà l'occasione sicuramente di rivederci in futuro. Intanto complimenti davvero per l'ottimo contributo che avete dato attraverso la vostra associazione. Grazie a voi. E Verona Economia per questa sera termina qui, noi ci vediamo domani alla solita ora, grazie per averci seguito.